Violenza nel carcere San Pio X, violenza contro agenti di polizia penitenziaria. La furia di un detenuto straniero sarebbe esplosa quando, dopo aver imbrattato il muro della Camera con scritte contro le forze dell'ordine e lo Stato italiano, gli è stata fatta una contestazione disciplinare. E quello è il momento in cui avrebbe sferrato un pugno in faccia a un poliziotto, ma non è tutto. Mentre veniva portato in isolamento cautelare, dimenandosi, avrebbe dato una testata sul viso a un altro agente. Il detenuto, oltretutto, non sarebbe nuovo a questi comportamenti violenti. Nella casa circondariale di Trieste avrebbe già aggredito un poliziotto. Per l'USP, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, la misura è colma. Molte volte il personale viene o subisce aggressioni da parte degli utenti. Il penitenziario di Vicenza ieri ospitava circa 380 utenti e alla sorveglianza di questi ultimi c'è un contingente di circa 60 unità di polizia penitenziaria che effettua i servizi di controlli. Che dire, il sistema è al collasso. Chiediamo alla politica che intervenga con i guardasigilli affinché il corpo della polizia penitenziaria possa essere dotato di anche taser come tutti gli altri corpi di polizia ed evitare fatti analoghi.